Cari amici, 200 anni fa, proprio in questi giorni, Vittorio Emanuele I, il re di Sardegna, è un Savoia alla cui famiglia è l'unica cosa che non rimprovero, decise che il suo Stato avesse bisogno di un corpo di polizia con compiti di buon governo, cioè tutelare il buon ordine e assicurare l'esecuzione delle leggi. Si inventò i Carabinieri, unica istituzione ora realmente bisecolare, con buona pace di altre che hanno creato dal nulla a posteriori pseudostoria centenaria, tradizioni, meriti e martiri, non avendo né pudore né senso del ridicolo. Ma per non accodarmi ai tamburi, alle trombe e ai tromboni, questi ultimi intesi non solo come strumenti ma anche come politicanti che già dall'inizio fecero buon viso a cattivo gioco e a malcelato imbarazzo alle decisioni del re fondatore, e ancora oggi a parole stimano e plaudono, ma di fatto contrastano questi noiosi carabinieri che non pensano altro che al loro dovere. Bene, faranno questi fin troppa stucchevole retorica. Io invece vorrei spiegare il senso di essere carabiniere oggi in Veneto. Si parla da anni di federalismo nelle accezioni più varie, talune fantasiose, talune addirittura utopistiche, ma il suo significato migliore, e cioè come unione di più popolazioni, ciascuna con i suoi usi e tradizioni, alleanza volontaria contro problemi che singolarmente non si potrebbero risolvere, e soprattutto come rispetto sociale e collettivo di valori ed ideali intangibili dalla politica deteriore, ancora non ha trovato il modo di emergere e di radicarsi nel tessuto sociale italiano. Ma se ci riflettiamo bene, l'Arma, forse al di là della volontà dei suoi fondatori, nel tempo di 2 secoli è diventata federale senza che ce ne accorgessimo. Cioè controlla il territorio come prescrivono le leggi, ma ad esempio in Veneto l'azione del carabiniere è inevitabilmente influenzata dalla popolazione che lo circonda, dal senso etico, dal modo di lavorare, dal percepire l'allarme sociale per alcuni reati, diversamente da come gli stessi fatti possano essere percepiti altrove. E non è che in altre realtà l'Arma sia assoggettata a leggi diverse, ma come per incanto in Veneto anche i carabinieri sembrano essere più sensibili all'antica socialità dell'istituzione. In questa nostra fortunata regione, ancora non troppo invasa da fenomeni criminali che leggiamo sui giornali, gli eredi di Salvo d'Acquisto possono tenere alta la guardia, possono contribuire alla non scampizzazione del territorio. Possono intervenire, come diceva il gesuita, estensore dell'antico regolamento, per vegliare e vigilare sulla vita dei cittadini, comporre pubblici e privati dissidi. Non lo sapevamo, ma i carabinieri da 200 anni stanno applicando leggi che in realtà o sono state emanate da poco, come la composizione delle liti fuori dai tribunali, o sono ancora in via di formazione. E il carabiniere non fa distinzioni, come dice oggi la Costituzione, ma lui da 200 anni non le fa, tra sesso, religione, colore della pelle, censo, convinzioni politiche. Ecco il vero senso sociale del carabiniere. Bene, lo dico per chi non lo sa, i carabinieri hanno arrestato Garibaldi, 3 volte Garibaldi l'hanno arrestato. Quindi diciamo che anche in Veneto dovrebbero essere più popolari e più apprezzati anche per questo. Ecco, e poi, se la regione riuscisse e se il presidente Zaia riuscisse a farlo, un laboratorio per essere, come in altri campi lo è, un punto di riferimento per l'intera nazione, per dare la possibilità ai carabinieri di essere ricordati come lo saranno e non i loro assassini. Cesare viene ricordato nella storia e onorato,
non Bruto, non quelli che tentarono e riuscirono ad ammazzare Cesare, così come non quelli che tenteranno ancora di ammazzare l'Arma dei Carabinieri.